In Veneto sempre più giovani si avvicinano all'atletica leggera. In questo servizio parliamo dei più piccoli, ovvero della categoria ragazzi, che domenica scorsa a Marostica ha assegnato i titoli regionali per società. In questi ultimi anni abbiamo avuto un lievitare dei tesseramenti nel settore promozionale in particolare, e questo ci fa ben sperare per il futuro, perché quando la base si allarga è più facile poi anche creare risultati successivamente di interessanti e importanti. La competizione è stata inserita all'interno del 34esimo trofeo Vimar Memorial Walter Viaro, appuntamento che ogni anno, variando le categorie coinvolte, viene organizzato dall'Atletica Marostica Vimar. Il dottor Walter Viaro, nostro presidente onorario, che purtroppo non c'è più, ma ha lasciato un'eredità importante, e proprio per questo noi vogliamo ricordarlo con un memorial che la famiglia Viaro ha voluto istituire da quando appunto è scomparso, e che è un premio speciale che va ad una particolare specialità e ad un atleta in particolare, che viene deciso da una commissione. Premieremo con i premi qui accanto le prime 6 società, con coppe appositamente costruite per questa occasione, fatte da un artigiano di Nove, nostro amico, ma bravissimo, perché è riuscito a ricavare un oggetto veramente per me molto 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 bello. E poi daremo anche un omaggio a ricordo della giornata a tutte le società fino alla 18ª. Tutto vicentino il podio maschile di società. Alle spalle del CSI Fiam si sono infatti piazzate l'Asi Breganze e l'Atletica Ovest Vicentino. Il CSI Fiam è anche giunto secondo tra le ragazze, dove il terzo gradino del podio è stato conquistato dalla Treviso Atletica. Da segnalare però l'ampia supremazia dell'Athletic Club Belluno, che ha staccato la rivale più vicina di quasi 800 punti. A livello individuale spiccano il 71,94 m di Majinder Singh nel Vortex e il 19,17 di Lorenzo Pegoraro nel peso. Mi ha chiamato presidente Montecchio Maggiore perché a Gioco Gioventù ho fatto lancio del Vortex, allora mi ha visto lì, mi ha chiamato. Io divertendo perché ho fatto record personale. Ho iniziato a scuola perché non facevo neanche uno sport, però la velocità ce l'avevo già sempre avuta, sempre stato veloce e sono andato veloce. Mi piace il peso e sono entrata 2 anni fa nell'atletica grazie a una mia amica, perché non facevo più sport. Mi ha incitato a fare atletica e ho visto che ero scelta per il peso, diciamo. Sono contentissima che ho trovato uno sport che mi piace, che non è violento. Fondamentali a quest'età i loro tecnici veri e propri motivatori. Veneto la forza sono le società, e nelle società i volontari, tecnici e dirigenti, che quotidianamente e spesso con un lavoro oscuro, poco riconosciuto, quindi dietro le quinte, quotidianamente lavorano per preparare i ragazzi, per trovare soluzioni organizzative, per rapportarsi con le amministrazioni comunali, per cercare sponsor in un momento particolarmente difficile. Innanzitutto grande passione, disponibilità e mezzi che consentono al bimbo di divertirsi, un'attività collettiva e non troppo individualizzata, cioè un'atletica giocata soprattutto. Insomma, l'aspetto ludico, il divertimento deve essere, insomma, l'obiettivo primario.